io credo che si rischi sempre più di avere comuni con un unico candidato, anche senza candidati, cioè è un rischio che anche per le prossime elezioni aumentino questi fenomeni. Ecco. Se il cosiddetto partito dell'astensionismo ha raggiunto in Italia la maggioranza relativa, il dato che si nota ultimamente in Veneto è che all'astensione degli elettori in alcuni casi si è ora sommata anche l'astensione degli aspiranti eletti. Nell'ultima tornata amministrativa ci sono stati meno candidati ed è in aumento il fenomeno di piccoli comuni in cui si presenta una lista unica a caccia del 50+1% dei voti per evitare l'arrivo del commissario. Il fatto è che se il mestiere del sindaco non è mai stato facile, in questi anni lo è diventato ancor di meno. Oggi più che mai è molto difficile fare l'amministratore perché ci sono delle enormi responsabilità e per ogni singolo atto ci sono connessi dei rischi davvero troppo elevati, su questo non sono l'unica a dirlo e quindi c'è anche una concentrazione di responsabilità in capo al sindaco, qualsiasi cosa che non va poi è una responsabilità del sindaco che va sia da una responsabilità di opinione pubblica ma poi si tramuta in responsabilità erariale, civile e penale. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati, ha detto Matteo Salvini, paventando l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Un'uscita poco gradita all'alleato di governo. Di Maio aveva risposto a stretto giro. Il prossimo passo quale sarà? Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? Per Maria Rosa Pavanello la questione è molto complessa e deve comunque essere affrontata. Il nostro ministro interviene su tutto e quindi a volte certi interventi rischiano di essere banalizzati. Questo secondo me invece ha posto un tema molto serio, lo ha posto in forma semplificata, però ha posto un tema molto serio, davvero. Insomma, l'abuso d'ufficio si rischia per delle stupidaggini, perché poi si viene assolti e questo è il tema, però nel frattempo si è rovinata comunque una vita di una persona che si è messa a disposizione della comunità e della sua famiglia e magari anche del suo lavoro.